Minorenni, ragazzini conosciuti che bazzicano il quartiere. La banda che la notte di sabato santo ha devastato il cimitero dell'Arcella avrebbe le ore contate. Le indagini della squadra mobile di Padova non si sono fermate in questi giorni di festa e i poliziotti, oltre ad alcuni fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza scampate al RAID, hanno acquisito anche altri importanti elementi che incastrerebbero il gruppo di vandali. Sono 3, al massimo 4 ragazzi, adolescenti, tutti minorenni, frequentano la zona e conoscono bene l'area del parco Milkovic e della polisportiva danneggiata dopo l'irruzione al cimitero e utilizzata dalla banda per ripulirsi del fango e del sangue. Per loro si prospettano accuse pesanti, danneggiamenti con l'aggravante dei delitti contro la pietà dei defunti e anche vilipendio di sepolcro. Le immagini del cimitero vandalizzato a Padova hanno scosso la comunità, lapidi spezzate, croci sradicate e sporche di sangue, i vetri delle cappelle sbriciolati sotto la furia dei colpi, i fiori strappati. Hanno calpestato senza pietà le tombe e i sentimenti dei familiari. Il sindaco di Padova in una nota chiede che i responsabili paghino non solo penalmente ma anche economicamente risarcendo i danni. Anche le famiglie di questi ragazzi dovranno fare i conti e spiegare come mai i figli minorenni erano fuori casa violando il coprifuoco imposto dalle norme anti-Covid nei giorni in cui si era in piena zona rossa.